E sulle note di Eye of the Tiger vi diamo il benvenuto oggi qui questo sabato al Pala BFC. Buonasera a tutti da Federico Cais e Fabrizio Torazza. Fabri. Temperatura? Temperatura altissima qui al Pala BFC perché tanto è l'ultima partita della stagione regolare che giocheremo in casa. Poi fino all'ultimo il nostro regista ci ha tenuto sulle spine perché non sapevamo se arrivava o meno e noi sappiamo che senza di lui queste dirette non potrebbero e non potranno mai andare in onda. E poi ultima ma non per ultima arriva oggi qui a Conegliano Garda Basket, una squadra di assoluto valore, una squadra che tra l'altro è appena dietro a noi in classifica perché ha 28 punti Esattamente, e 28 punti proprio noi come Milano tra l'altro, eh? Giusto due quindi punti sotto Conegliano e Bolzano, quindi veramente uno scontro al vertice oggi. Che partita ti aspetti, Fabri? allora mi aspetto una partita molto ma molto intensa da parte di entrambe le squadre perché di fatto Conegliano può ancora giocare ipoteticamente per arrivare al primo posto. Sappiamo benissimo che dovrebbe perdere almeno una delle due partite Bolzano, che attualmente è prima, ha sempre 30 punti, però abbiamo la differenza canestri sfavorevole nei loro confronti. Ma soprattutto poi questa partita andrà a definire la successiva griglia playoff che determinerà la seconda promossa in Serie B. Assolutamente, quindi diciamo con un Bolzano che ha messo almeno mezzo piede davanti a tutti quanti, è proiettata verso la Serie B, vediamo cosa succede dietro e questo scontro è proprio chiave, anche perché all'andata, com'era andata a Garda, Fabri? Che partita era stata? All'andata è andata bene, nel senso che abbiamo vinto 62-69, però abbiamo vinto solo nell'ultimo quarto, dopo essere stati quasi sempre sotto nel punteggio, con una reazione incredibile che è partita da Capitan Marchioni, che se non sbaglio aveva fatto 24 punti nel secondo tempo, e con le compagne che l'hanno seguita. Quindi sì, mi aspetto veramente una partita difficile, spero una partita probabilmente equilibrata e stiamo a vedere. Intanto il primo possesso è per Garda, Zivelonghi con la palla che serve Ferri sotto canestro e poi un errore, subito Capitan Marchioni a spingere il contropiede e a chiudere Serena Marton in appoggio mano destra sotto canestro. 2-0 per Conegliano. Brava Serena qui che ha usato il corpo per difendere dal ritorno dell'avversario, è riuscita ad appoggiare il canestro nonostante il poco equilibrio. Qui un tiro forzato da Garda, da 3 che esce ed è Maddalena Moretto che guida la transizione offensiva. E subito vediamo che Conegliano vuole forzare ancora una volta i ritmi, è questo il nostro gioco e abbiamo subito Giulia Tronchini che va a muoversi molto bene spalle a canestro e a segnare in avvitamento per il 4-0. Sì, molto bene, qui Giulia non ha avuto paura, si è fatta strada nell'area avversaria, così come dall'altra parte la numero Numero 4. 4 Sofia Ferri, la capitana, che va a segnare da sotto canestro. Ricordiamo tra l'altro questa sera anche l'arbitraggio di eccezione qui al Pal BFC perché abbiamo Marcello Reatto, arbitro con un lungo passato di arbitraggi in Serie A e anche a livello internazionale, quindi una sicurezza da questo punto di vista assieme a Fabio Zanelli, altrettanto esperto. Dall'altra parte è sempre Ferri che non ci sta e va a chiudere ancora un'altra azione trovando un canestro quasi impossibile, è andata veramente a cercarsi due canestri per impattare sul 4 pari, ma ci pensa Serena Marton a riportare BFC sul +2. Sì, replica Serena dal gomito, ma si era smarcata benissimo in realtà facendo un blocco monumentale che ha costretto il suo difensore ad aiutare e poi si è aperta per ricevere e tirare e insaccare in maniera estremamente morbida dal gomito dell'area. Intanto in attacco Garda commette un'infrazione di passi o di doppie, Fabri? Forse raddoppie? Mi sembrava un'infrazione di doppio Doppio palleggio, palleggio. sì, per la numero 20, Bertoldo. Bertoldo. Adesso è Maschietto, spalla a canestro che riapre per Capitan Marchioni. È corto il suo tiro, si lotta a rimbalzo. Peccato, azione ben congegnata qui da Conegliano che aveva liberato benissimo Marchioni dall'angolo. Il capitano aveva molta strada davanti a sé, non ci ha pensato un secondo a tirare, il tiro è corto.
Adesso poi era For- Bertoldo a attaccare sì. bene mano sinistra, chiusa altrettanto bene da Moretto. Sì, un po' sfortunata qui perché si è palleggiata sul piede, ma ottima l'azione difensiva di Moretto che ha saputo chiudere molto bene. Adesso ancora Serena Marton a impostare la manovra offensiva per Conegliano. Un po' di difficoltà ad aprire il gioco, chiude il palleggio, poi Maschietto che riceve in punta, consegnato per Giulia Tronchin, che scarica molto bene per Moretto, che altrettanto bene va a segnare da sotto. Bel passaggio di Giulia Sì, veramente. e ottimo taglio di Maddalena. Brava, BFC ha iniziato col piglio giusto questa partita e si trova sul più 4. Adesso è Tomasini a scaricare per Zivelonghi, ancora Ferri e poi Bertoldo. Bertoldo insacca dalla lunga, direi, dai 6 metri, ma è Sì. ottima la meccanica di tiro di questa ragazza che sinceramente guardavo già l'anno scorso durante il riscaldamento a Garda, tira davvero bene. Sì, assolutamente, anche nell'azione prima in cui aveva commesso infrazione di doppio aveva in realtà tirato molto bene e segnato. E quindi si candida veramente come avversario piuttosto pericoloso Bertoldo. È buona anche la meccanica di tiro di Marta Maschietto, che pur essendo una cosiddetta giocatrice d'area ha un'ottima mano anche da fuori. Ce lo fa vedere. Subito Zivelonghi dall'altra parte, sbaglia, Moretto a rimbalzo. Poi per Tronchin che penetra e va a chiudere con la mano sinistra. Sbaglia. Si sbaglia, però devo dirti la verità, sono molto contento di vedere Giulia oggi che senza paura è andata a subito diventare chiave nel gioco offensivo di Conegliano. D'altra parte invece un movimento di Ferri che è già la terza volta che fa, è veramente la specialità della casa probabilmente. No, molto efficace questo movimento, sono, tra l'altro 6 degli 8 punti di Garda sono suoi e intanto Marta va fin sotto canestro sfruttando il suo vantaggio fisico nei confronti proprio di Sofia Ferri e poi appoggia da sotto. Tomasini ad attaccare l'area, c'è un fallo probabilmente di Serena Marton. Intanto c'è Colombi sulla sedia del cambio, no, il fallo è fischiato a Giulia Tronchin e il cambio è proprio per Marta Maschietto che dà il cambio a Sara Colombi. Sappiamo che sta rientrando da un brutto infortunio al setto nasale, Sara Colombi. Dall'altra parte abbiamo Guastalli che serve Bendazzoli che incrocia bene, però in realtà l'arbitro reatto ravvisa un'infrazione di passi. Sulla sedia del cambio anche Maia Tramontin che arriva, e diciamolo, arriva da un'ottima partita in realtà a Milano dal punto di vista realizzativo. E speriamo che continui il lavoro iniziato in terra veneziana una settimana fa. Sì, assolutamente, Maia ha delle grandi potenzialità e deve, come si dice, credere in se stessa e prendere in mano la squadra. È stato un passaggio un po' avventuroso di Marton che Capitan Marchioni ha recuperato con una mezza magia. Sì, esatto, sembrava col macete in mezzo alla giungla e si è fatta strada tra i rami. E... Ha disboscato un paio di esatto. avversari, è andata a prendersi la palla, poi ha subito anche fallo. Adesso è proprio Marton dai 3 punti. Storto il suo tiro. Tomasini in campo aperto ad attaccare in palleggio, poi riapre per Zivelonghi, sbaglia e Marton a rimbalzo. È molto ma molto lungo, diciamo, il suo passaggio, peccato. Sì, probabilmente Marton pensava che Giulia continuasse la corsa, Giulia si era un attimo fermata e in questa, diciamo, fraintendimento tra le due è sorto un passaggio un po' troppo lungo. Forse se Giulia avesse continuato la corsa sarebbe riuscita a prenderla, ma sarebbe stato comunque complicato. E intanto Garda d'altra parte, Gran bel ancora movimento però. Bendazzoli a incrociare, questa volta non fa infrazione di passi ma sbaglia. Però Arianna Bernabei a segnare sul successivo rimbalzo offensivo.
E sono due punti adesso che separano le due squadre. E Conegliano deve ritrovare un po' di tranquillità nel gioco offensivo, cosa che l'ha contraddistinta per la prima parte di questo primo quarto. Bellissimo passaggio qui di Maia per Serena, che però purtroppo spara lungo e adesso guarda la possibilità di impattare, anzi vuole superare con un tiro da tre. Fuori. Sì, aveva trovato molto bene Serena Marton nell'angolo, che poi però ha sbagliato il tiro. Sì, esattamente. Nel frattempo nell'area VIP del Pala BFC salutiamo l'arrivo di Trabucco Junior, Assolutamente, un il piccolo tifoso Niccolò, grande assolutamente tifoso. speciale. Abbiamo anche nel settore VIP, dobbiamo registrare la presenza di Francesco Pindalpos, giocatore di ottimo livello delle nostre minors, mentre Colombi va a segnare subendo fallo. Brava Sara K2, qui ha saputo proprio gestire il tempo e il movimento del corpo per riuscire a prendersi il fallo, ma anche a tirare in condizioni di equilibrio decente per riuscire ad appoggiare il canestro. Importantissima questa azione, soprattutto dal punto di vista psicologico. Tanto un po' di riposo per Marton e Tronchin. Sbaglia il tiro libero Sara, si lotta a rimbalzo, un raddoppio, ottima l'azione di Maia Tramontin, che da dietro è andata poi a recuperare il pallone. È già la seconda volta che Maia mette le mani sul pallone quando ha in mano le avversarie, e questo tipo di malizia veramente spesso l'abbiamo vista contro di noi. È il caso proprio invece di rendere la vita complicata agli avversari con questo tipo di azioni che sono assolutamente importanti. Ancora Tramontin da 3 punti, corto il suo tiro, dritto ma corto, benissimo Cazziola, rimbalza in attacco, riesce a salvare la palla in maniera davvero avventurosa, poi rischia invece di perderla Maschietto. Possesso ancora per Conegliano con 5 secondi però alla fine dei 24 o dei 14. Qui bisogna giocarla bene, liberare qualcuno velocemente al tiro, cosa che non riesce. Sì, ce la fa, forzatissimo, peccato. Brava Cazziola, qui era riuscita a trovare comunque una condizione decente per riuscire a tirare, brava. Adesso si lotta a spalle a canestro, è Ferri che vuole attaccare Maschietto, forse non un'ottima idea, infatti riapre, stoppata però, e ancora Ferri da sotto. Ferri è tremenda, da lì è immarcabile, ci sta facendo neri, dobbiamo assolutamente prendere una contromisura perché non riusciamo a venirne fuori, questa azione è letale per BFC. Incrocia bene Marta, forse poi solleva il perno, non viene fischiata questa infrazione, si riapre per Moretto, 6 secondi alla fine, e Maddalena ad attaccare, a subire un contatto abbastanza duro, viene giustamente sanzionato. Diciamo che quando possiamo giocare a pallacanestro sappiamo anche farlo, giusto? Sì. Non voglio fare della polemica No, sterile, però non sempre quest'anno abbiamo potuto... non è sterile, ma effettivamente usciamo da un incontro di kickboxing. Oggi per fortuna riusciremo a giocare a pallacanestro probabilmente. Siamo molto contenti anche che Maddalena, nonostante la sua giovane età, non perda la paura di fare queste azioni, di prendersi i falli e anche di segnare poi i liberi come ha fatto adesso con un tiro che ci porta sul +3 a 2,26 dalla fine. Bernabei con la palla, cerca di servire ancora Ferri, spalle a canestro, questa volta contro Sara Colombi, invece Bernabei ad attaccare, si arresta, 7 secondi alla fine dell'azione, Cordioli che riapre proprio per Ferri, ben marcata da Colombi, che va a stoppare la sua conclusione. Ottima difesa di Sara Colombi. Sì, esattamente, l'arbitro ha fischiato Fabri l'infrazione di passi? No, 24 secondi, okay. Perché poi non ha, sulla stoppata di Sara la palla non ha toccato il ferro. Sì, bene, allora siamo finalmente riusciti a fermare Ferri, che non è cosa assolutamente banale. Bellissimo qui questo lavoro di BFC, un dai e vai, l'azione però purtroppo è stata interrotta ancora Garda che porta avanti la palla con Bernabei. Un po' in difficoltà Moretto contro il pressing avversario, poi un fallo di Tramontin che cercava la palla proprio su Bernabei. Comunque il secondo fallo per Conegliano a 1,39 dalla fine del primo quarto. Cosa dici Fabri?
tre falli a due, però comunque dei fischi assolutamente puntuali. Questa sera mi sembra che la partita sia corretta, magari forse Beh, diciamo che l'arbitraggio di questa sera è decisamente un lusso per la nostra categoria e quindi si sta vedendo, insomma. allora Garda è sul meno uno adesso. E intanto Aia. però Colombi sbaglia il passaggio, Ferri intercetta il pallone. Bernabei con la palla, pick and roll con Ferri, ci sarà un cambio difensivo, sì. Maschietto che va a prendere Bernabei, che prende subito il tiro da 3 punti e lo mette, nonostante Marta comunque ci avesse messo una mano. E Garda si Sì. riporta a meno uno, scusate, a più uno. Più due perché con questa Giusto. bomba è andata a più due, infatti subito coach Moretto apre il frigo e inizia a tirare fuori della carne salata e il coltellino elettrico per iniziare ad affettare qualche sottile fetta, dato che BFC ha giocato molto bene, però ogni calo di tensione minimo non è ammesso oggi Viene prontamente perché punito da una squadra che abbiamo visto che è precisissima, proprio sia nella metà campo difensiva, intercettando palloni quando i passaggi non erano propriamente precisi o col tempo giusto, e sia in attacco poi andando a servire le giocatrici nelle posizioni più efficaci. assolutamente. Garda è avversario tosto, l'abbiamo detto dall'inizio della nostra diretta, lo spiega anche il punteggio in campionato, ma d'altronde oggi è una partita veramente decisiva e bisogna affrontarla con il massimo della concentrazione. Quindi coach Moretto ha detto fermi tutti, prendiamo un respiro profondo e proviamo a gestirci bene questo minuto e 05 che manca alla fine del primo quarto. Sì, poi come al solito una delle chiavi della partita sarà probabilmente riuscire a tenere dei ritmi alti per poi capitalizzare magari nel finale. Ci siamo riusciti solo in parte fino adesso. Credo che Maurizio Moretto chiederà assolutamente anche questo. E adesso invece un fallo in attacco fischiato a Maia Tramontini, il secondo, probabilmente cercando di proteggersi ha allargato un po' il gomito e l'arbitro Reatto ha prontamente sanzionato. Cosa ne pensi Fabio? Il fallo che è un fischio che ci può stare? Non ho visto bene Ma sai, l'azione. Maia sicuramente si è protetta. Io sinceramente eh, io sono contento che l'abbia fatto perché molto spesso invece abbiamo subito dei contatti dalla difesa che non sono stati fischiati, quindi che lei abbia questo atteggiamento molto deciso quando va a canestro mi fa solo che piacere. Dall'altra parte si lotta con altrettanta decisione al rimbalzo. Sì. E c'è uno scontro al vertice anche tra i due capitani che dimostrano che con grande merito si prendono il peso della squadra sulle spalle, non mollando mai. Ferri e il nostro capitano Francesca Marchioni dall'altra parte. Chiude troppo il presto forse il palleggio Maddalena ancora. Tanto abbiamo Francesca che si prende subito una bomba da 3 punti. Forse un po' forzata, ma mancano 12 secondi alla fine di questo primo quarto. Garda gestirà fino alla fine. De Bernabei che va a inventare un tiro veramente spettacolare. E Conegliano muore con la palla in mano. 19-15, sotto di 4 scusate, però un bellissimo primo quarto, cui le squadre si sono affrontate davvero a viso aperto. Conegliano è una partita forte, ha preso un piccolo vantaggio, subito ricucito da Garda, e quindi primo intervallo e un piccolo time out, una piccola pausa anche per noi, intanto facciamo scorrere i nostri sponsor.
Eccoci di nuovo in diretta qui al Pala BFC per il secondo quarto di basket femminile Conegliano contro Garda Basket. 19-15 per Garda Basket alla fine della prima frazione. Garda Basket che ha anche il possesso è il primo tiro del secondo quarto, segnato da Bendazzoli, atleta del 1993. 21-15. Marton con la palla, consegnato con Marchioni che poi sfrutta il blocco di Maschietto, cerca comunque di servire ancora Maschietto che finta di riaprire, poi va a chiudere benissimo con la mano sinistra. Questo è un vantaggio tattico che noi possiamo sfruttare, perché fino adesso Marta Maschietto ha sempre avuto un vantaggio fisico nei confronti del suo difensore e dobbiamo cercarla forse con più continuità. Assolutamente, hai detto bene, questa è una chiave importante per questo match, Fabri. Dall'altra parte recuperata, è benissimo in contropiede Conegliano con Tronchi che poi però non conclude, riapre proprio per Marta Maschietto lungo il suo tiro. Dall'altra parte Guastalli che sbaglia il tiro dalla lunga, Marchioni a rimbalzo, Marton a ribaltare il gioco proprio per Tronchin che riapre per Maddalena Moretto e lei quel tiro ce l'ha. Brava Maddalena, per fortuna segna perché non c'era veramente nessuno a rimbalzo. Un tiro pulito che è solo rete. E -2 per BFC. Dall'altra parte non facciamo tagliafuori, poi cerca di metterci una pezza e ce la mette Serena Marton perché va a mettere le mani sulla palla mentre poi l'avversaria esce dal campo. Però non abbiamo lavorato benissimo a rimbalzo su questa azione. Direi di no, né prima in attacco su un potenziale errore di Maddalena né adesso in difesa, quindi dobbiamo un attimo stare più attenti a queste fasi perché sono quelle fondamentali che poi alla fine portano possessi e punti che possono fare la differenza. Maschietto che serve Capitan Marchioni che sbaglia, che va a lottare a rimbalzo, ma è Tommasini che esce con la palla per Bendazzoli. E Bertoldo, pericolosissima, infatti si alza dal tiro libero e la guffata sì, successo anche in questo caso. Gliel'hai guffata, ma effettivamente era una guffata buona perché aveva dimostrato una meccanica di tiro veramente pulita, invidiabile, molto bella e quindi siamo anche noi proprio stupiti di questo errore. D'altra parte finalmente una gran bella azione della BFC che, con Marta Maschietto che libera, direi una tra le migliori 10 azioni della stagione. Sì, esattamente. Veramente un'azione molto ben organizzata, passaggi fatti davvero bene. Sì, dobbiamo metterci in testa che questo gioco veloce con dei passaggi veloci è il nostro gioco, non dobbiamo privarcene per pigrizia. Abbiamo veramente la possibilità di segnare e capitalizzare quando riusciamo a giocare così in campo aperto. Marton per Maschietto, taglio di Marton e fallo antisportivo a Guastalli su Moretto che probabilmente ha trattenuto Maddalena. Io sinceramente non ho visto bene. Hai visto? No, cioè sì, ho intuito la trattenuta, non mi sembrava nulla di che, ma chiaramente l'arbitro era lì e come ha fischiato prima un fallo in attacco a Maia Tramontin più o meno nella stessa zona, così ha deciso di fischiare questo fallo antisportivo. Fallo antisportivo che quindi implica sempre, Fabri, correggimi se sbaglio, un tiro libero più un possesso. Tiro libero, però il possesso era... No, non è antisportivo. No, è trattenuta? Ah, scusa. No, okay. È vero. Non ha, bene. Sì. Scusate, in effetti. Quindi trattenuta è semplicemente un fallo è rimessa, dato che in ben 3 minuti questo è il primo fallo. E anche nel primo quarto sono stati pochi falli, quindi abbiamo un totale di 4 falli per squadra per Garda e 3 per BFC, dove solo 2 atlete si trovano gravate di 2 falli, da una parte Maia Tramontini e dall'altra la numero 11 Guastalla. Però vedi come degli arbitri molto esperti, ovviamente molto competenti, siano in grado comunque di gestire molto bene la partita, pur fischiando pochissimo. Come d'altronde ormai il nostro Grava è diventato bravissimo a gestire l'organetto NBA che ci fa compagnia durante i time out, non mandiamo neanche più gli sponsor, non ce ne vogliono, ma l'emozione di far sentire in diretta l'organetto è troppo grande. E Conegliano in attacco
sul 21 pari a 7 minuti alla fine del secondo quarto. Moretto a subire un contatto ed è in questo caso Zanelli a dire che il difensore non era perfettamente fermo e quindi saranno 2 tiri liberi per Maddalena Moretto, scusate. E forse qui, ecco, in questo caso C'è andata bene, dici? ci è andata abbastanza bene, dai. Sì. E va bene anche a Maddalena che insacca il primo. Devo dire anch'io che l'avevo vista piantata a terra la numero 4 Ferri, che con 8 punti e 2 falli si sta dimostrando super ostica per BFC oggi. Pressione a tutto campo per Conegliano. Ma ne esce molto bene Garda da questa pressing. Ci piace vedere questa aggressività di BFC. Dall'altra parte un fallo per Maddalena Moretto che affossa l'avversaria. Sì, sull'onda dell'aggressività si è lasciata un po' trasportare Maddalena, data a commettere fallo, però secondo me questo è probabilmente anche il fatto di riuscire a difendere aggressivamente, di mettere molta energia in campo, vuol dire mettere il gioco sui nostri binari, li mette invece sui suoi binari Guastalli che la mette dall'angolo, sono 3 punti suoi, no forse 2, sono stati, è stato dato canestro da 2, quindi... Ma quindi... No, in realtà... No, in realtà secondo me sono 3. È stato segnalato da 3, solo che non viene aggiornato il tabellone. Di là sbaglia Marton da sotto, recupera il proprio rimbalzo, poi è Malbasa a perdere la palla, appunto erano 3 punti per il 24-23. Rinuncia al tiro Tommasini, Guastalli finta il tiro da 9 metri, poi gioca pick and roll, ben marcata da Marton, si cerca sotto canestro proprio Ferri che non altissima però si muove molto bene spalle a canestro, Sì. In questo caso chiusa da Sara Malbasa, un'infrazione di passi. Ma vuoi vedere che Garda ha brevettato il suo movimento Ferri, perché stiamo vedendo comunque ripetute azioni in cui lei si muove con disinvoltura sotto canestro, nonostante appunto la sua statura non sia da lungo. Infrazione di passi, quindi punteggio immutato. D'altra parte Sara Malbasa entra in sottomano, sbaglia ma si riprende il canestro. Quindi molto bene il proprio rimbalzo con le sue braccia lunghe, quasi brava senza Maldi. saltare. E di nuovo avanti Conegliano di 1. E Tommasini adesso ad attaccare Marton la chiude molto bene, Tommasini però va a rimbalzo in attacco e serve Zibelonghi che la mette dalla media, nuovo sorpasso Garda. Che bella partita Fabio, punto a punto le squadre si stanno veramente affrontando senza paura, molto davvero bene. Bella partita fino adesso finta il tiro, Sara Malbascia poi sbaglia però l'appoggio con la mano sinistra. Sì, ha tentato un gancio cielo ma non è riuscito purtroppo, è stato smorzato, probabilmente è arrivata a scarica alla conclusione. Cercano ancora Ferri, spalle a canestro, poi riaprono Tommasini che attacca Malbascia, un fallo della difesa. Sì, qui il fischio ci sta perché Serena Marton si stava evidentemente spostando, purtroppo però Serena ha impattato l'avversaria proprio sulla gamba, avendo un po' la peggio dal punto di vista fisico. È stata una bella botta. Sappiamo che Serena è ipercorazzata tipo gli X-Men, però ha preso veramente una gran botta. Sì. E molto infatti, dolorosa soprattutto, sì. Infatti coach Moretto la cambia, le dà un po' di respiro. Perché tecnicamente si chiami Lopez questo tipo di... Lopez appunto, colpo sul muscolo con il ginocchio di solito. Fa molto male ma di solito non dà grosse conseguenze. Bertoldo per Zibelonghi, per Bertoldo proprio, che da quando l'abbiamo buffata, povera. Vabbè, però se adesso hai detto questa frase ci punirà 40. Pesantemente. Intanto Chiara Lain ad attaccare subito il canestro, poi serve Malbascia e poi Capitan Marchioni, lungo il suo tiro, poi arriva come una furia a rimbalzo. Sì, il capitano non molla niente, purtroppo stasera i tiri non stanno entrando, ma anche se non entra il tiro comunque la cattiveria che mette in campo si vede sempre. Ha fatto un salto in lungo, anzi un salto triplo sembrava. Difesa zona per coach Moretto,
palle a Brava, canestro, Bendazzoli perde la palla. Sì, ma bravissima qui Sara Malbash, è riuscita veramente a intuire l'azione e anticipare l'avversaria. Ok, Sara, non ti facciamo più i complimenti. Colpa nostra. Garda avrebbe perso la palla. Abbiamo guffato noi. L'arbitro... Sì, no, la palla è rossa qui. Palla rossa, dici? Sì, palla rossa tutta la vita. Ultimo tocco da parte di Maya Tramontin. Okay. E sulla serie del cambio Sara Colombi. Tanto Zivelonghi completamente libera, fortunatamente sbaglia. E fortunatamente prendiamo anche palla perché avevamo sbagliato anche qui il taglia fuori e potenzialmente Garda aveva la palla. Insomma, la palla qui sembra diventare un po' scivolosa in questa fase della partita. Un po' di difficoltà a controllare il pallone in queste fasi. Adesso vediamo proprio fallo. Invece Tramontin che giustamente si protegge. Meno male che non è stato fischiato anche il terzo fallo in attacco. E intanto un cambio per Tronchin, entra appunto Sara Colombi. Quindi Fabri, il fallo in attacco, sì, il fallo in difesa fa ripartire il cronometro dai 14 secondi, giusto? Sì, esattamente, quando sul cronometro ce n'erano meno di 14 appunto. E adesso viene fischiato un altro contatto. Sì. Ed è il quarto fallo per Garda Basket, quindi Garda intensificato la difesa e questo ha portato a dei contatti abbastanza evidenti, giustamente fischiati. Adesso è Marchioni subendo un contatto a segnare svitandosi in aria. Sì, colpo di classe qui di Francesca che ha voluto forzare con coraggio. Qui invece Sara Colombi tenta la stoppata ma arriva quel secondo in ritardo che permette all'avversario numero 10 di prendersi il fallo. Sì, era completamente libera Bendazzoli dentro l'area, non so se ci sia stato un problema. Cambio di marcature? Nel momento del cambio. Si era clamorosamente libera e Sara Colombi è arrivata in ritardo e non poteva che franarle addosso. No, ha fatto bene a spendere un fallo, tanto più se doveva marcarla lei. Infatti ha evitato un canestro sicuro. Guarda adesso la possibilità di impattare sul 27-27. Sbaglia entrambi i tiri Bendazzoli, però poi ancora una volta non facciamo correttamente il tagliafuori, però la palla è nera, scusate. Quindi ma avevo visto una mano indicare il rosso, infatti, però l'arbitro dice che si è sbagliato, l'ha spiegato anche all'allenatore avversario che è rimasto male perché era convinto di aver guadagnato un'azione d'attacco, azione invece che per la BFC. Scadono i 24 secondi purtroppo. Ma come ha fatto a scadere i 24 secondi? Infatti, c'è stato un problema al tavolo. Houston, abbiamo avuto un problema al tavolo. Probabilmente non è stato azzerato il. Ma direi di sì. A 24, direi di sì. Ma magari a 14. E adesso si riprenderà in attacco con 14 secondi. Sì, anche a me sembra un po' veloce questa azione. Infatti pensavo stesse quasi per finire il quarto e di non essermene accorto. Marchioni con la palla per Malbash che riapre per Tramontin, 6 secondi, Tramontin attacca e scarica per Marchioni, completamente libera, sbaglia Marchioni non è ancora rientrata completamente dall'infortunio che l'ha tenuta fuori dai campi per più di un mese, uno strappo muscolare. Bertotto con la palla. Non è semplice mai recuperare da questi infortuni, tuttavia vedo Francesca veramente reattiva a saltare e difendere molto forte. Ma infatti fisicamente ha recuperato, probabilmente deve recuperare un po' il ritmo del tiro e della partita, ma siamo sicuri che non ci metterà tantissimo. Colombi per Malbash attacca poi ancora per Marchioni che addirittura in step back. Mamma mia, qui Francesca. Anche questo Francesca. Sulla quasi c'era. Abbiamo Maschietto e Marton. Zivelonghi che finta il tiro, poi attacca molto bene. Molto brava. Ed è il terzo fallo di Tramontin, forse? Io spero proprio di no. Temo proprio di sì. Però di sì. Terzo fallo di Tramontin che, così come domenica scorsa in quel di Milano, si carica subito di falli. Cosa che non è proprio il massimo per l'equilibrio di squadra della BFC, dato che Maya
partita dopo partita ha guadagnato sempre più minuti in campo e ha dimostrato di sapersi prendere in mano un po' il gioco di BFC. Peccato, Sì, anche ma perché forse questo fallo era evitabile sapendo di averne già due. Però sì, insomma, sì, sì, sì. Beh, volendola vedere il bicchiere mezzo pieno, sicuramente BFC sta mettendo molta grinta in questa partita. questo sicuramente. Molto decise le ragazze, bene così. Quello che ci voleva per poter Brava qui giocare contro Maddalena. una squadra come Garda. Ancora Ferri da sotto, eccezionalmente sbaglia. Ah, sì. E andiamo a correre dall'altra parte con Moretto che Brava spinge Madda. bene il contropiede. Poi apre per Marton, che riapre per Sì. Colombi, che può attaccare. Molto bene Sara, molto bene Brava, tecnica brava. veramente. Va bene così Sara, hai sbagliato ma il movimento era veramente notevole. E Uh. Tommasini che va via facile a Cazziola, poi con un Ho cameriere pensato che cosiddetto schiacciasse. Ti giuro, ho pensato alla si è schiacciata, bravissima. limitata ad appoggiare, dall'altra parte Marton a forzare ma a segnare per riportare Conegliano in attacco e in Incredibile vantaggio. partita, punto a punto, veramente spettacolo oggi al Pala BFC, 29 BFC, 28 Garda, 50 secondi alla fine della prima metà della partita. Agnoli con la palla, sotto canestro per Ferri che riapre molto bene per Bertoldo, che Che, appunto la mette. sì, ma d'altronde il rito voodoo della gufata non poteva durare per sempre, citando il La- film Il Corvo, ma adesso... Non possono piovere canestri di Bertoldo per sempre. Esatto. Però l'abbiamo detto che dopo che abbiamo detto che in realtà abbiamo fatto la controguffata, ne avrebbe fatti 40, quindi ce li aspettiamo tutti. 19 secondi alla fine, ultima azione per Garda. Coach Dalla Bernardini vuole in campo per l'ultima azione Guastalli, scusate. È un'azione chiave per Garda questa perché si trova sul più uno, può gestire il cronometro e potrebbe terminare la metà della partita con un vantaggio importante. Pick and roll tra Guastalli e Ferri, non cambiano molto bene, resta ancora Serena, resta ancora. E poi sul tiro sbagliato Marta Maschietto a farsi largo a rimbalzo. Finisce il primo tempo 30-29 per Garda, partita assolutamente in equilibrio, partita molto bella. È bellissima, rimanete collegati con noi, adesso ci prendiamo un momento di pausa per far girare i nostri sponsor e vi aspettiamo qui al Pala BFC o su YouTube.
Allora riprendiamo la linea qui del Palla BFC, dove c'è raggiunto un ospite d'eccezione oggi, il grande chef Omar La Peccia Bis. Grande grosso. Va bene, grande grosso, grande tifoso BFC, grande supporter anche sia delle squadre giovanili. Assolutamente, le ragazze qua sono incredibili, dagli under 11, dalle più piccole alle più grandi. Quindi un movimento, quello giovanile di BFC, che sta dando grande soddisfazione, sta creando grande gruppo anche tra i genitori. Assolutamente, è la cosa più bella. Diciamo che è una scusa quella, così sì, noi esatto. Genitori, veramente è cresciuto un gruppo tra genitori, i ragazzi sono cresciuti con dei valori sani ed è stato veramente bello. Ogni tanto vengono su Facebook le foto di quando erano all'inizio e ti commuovi veramente perché sono grandiose. Grazie ancora alla squadra e alla società. Bene, dopo questo momento da libero cuore, chef, non possiamo lasciarti senza un consiglio per le amiche che ci seguono. Tu devi sapere che oltre a chi ci segue in diretta, c'è poi chi il giorno dopo, mentre fa le pulizie, segue la nostra trasmissione, quindi un consiglio, cosa si può cucinare oggi, chef, con questa partita così frizzante? Dacci un consiglio culinario per la giornata. Beh, qualcosa alla brace, anche visto che si avvicina un ponte importante e quindi andiamo fuori all'aperto. Io magari farei, Garda lo userei solamente come olio d'oliva oggi, un buon olio d'oliva del Garda per cucinarle molto bene allo spiedo. Lo spiedo è nostro, quindi bene. L'olio è loro. E le cuciniamo per bene, spero. Speriamo proprio di sì. D'altronde la temperatura per la cucina è torrida, e quindi auguriamo a te, Omar, e a tutti gli amici che ci seguono a casa un buon secondo tempo che sta per iniziare. Forza BFC, grazie chef, vai. Alla prossima. Grazie. Bene, ringraziamo allora chef Omar. Fabri, cosa ne pensi di questo intervento? Beh, una testimonianza direi anche abbastanza toccante, no? Su quello che poi è tutto il mondo che gravita attorno alle nostre squadre giovanili, fatte sicuramente di ragazze, di allenatori, dirigenti, ma anche di tanti genitori che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e che poi formano dei gruppi che molto spesso sono altrettanto importanti. Tanto è ripreso il gioco in campo con Garda che ha il primo possesso e abbiamo Cordioli che sbaglia di misura. Possesso per Conegliano con Marchioni a gestire la rimessa dal fondo. Pressione a tutto campo, tra l'altro, di Garda, ma Marton a superare metà campo in palleggio e aprire per Maschietto. Quindi Moretto, quindi Marton e Maschietto spalla a canestro che se la può giocare. Chiude il palleggio ma scarica bene su Marton che prova a entrare, si fa spazio a sportellate, ma la difesa di Garda è efficace. Ferri qui perde invece la palla, ma per fortuna sua se la ritrova sulle mani la numero 20 che, nonostante le nostre guffate, ha giocato un'ottima prima metà della partita. Adesso è Tomasini marcata da Maschietto, molto brava Tomasini, cambia mano, appoggia con la mano debole. Tomasini è un diesel perché non si è vista per una buona parte della partita, invece ha messo due azioni veramente strepitose per gli ultimi due canestri di Garda. Adesso un po' di confusione in campo per Conegliano, Marchioni con la palla, 7 secondi alla fine, finta la virata, poi va a chiudere mano destra. Pensavo fischiasse fallo, qui mi è sembrato di vedere un contatto che probabilmente non c'è stato. Dall'altra parte Garda con un tiro da tre che esce, è sulle mani di Maschietto che libera Tocchi, che guida la transizione offensiva, attacca, si ferma, ritorna su Maschietto. Marton ancora Maschietto. Maschietto finta il passaggio consegnato, poi va a tirare e poi è Marchioni a recuperare la palla perché va... No, sì, è palla nera in realtà. È palla nera, sì, Marchioni è riuscito a farla scivolare sulle mani dell'avversaria. Sì. E quindi abbiamo un possesso che ha un peso specifico notevole adesso che ci troviamo a -3. Marton cerca di servire Maschietto che in qualche modo con le unghie recupera il controllo della palla e poi va anche a guadagnare un fallo. Citando il Mago Forest, è stata una vera prestidigitazione, visto che ha usato tutte le dita
possibili e immaginabili, probabilmente ne ha tirate fuori anche qualcuna di nascosta per riuscire a controllare questa palla. Sbaglia il primo Marta. Marta tra l'altro è reduce da un infortunio alla mano e ancora una fascia a indicare i postumi dell'infortunio. Lungo anche il secondo, però si lotta a rimbalzo. Tronchi. Brava Giulia. Forse c'è un raddoppio qua, benissimo. Calpesta la linea, no. L'arbitro reatto ferma il gioco e chiede all'allenatore qualche indicazione. Bendazzoli, Zivelonghi, scusate, abbandona il campo. Non ho capito cosa è successo. Non lo so. Perso una lente? No. Può essere. Ah, forse stava sanguinando. Non abbiamo capito, scusate. Sì, non abbiamo visto niente. Zona per Conegliano. Palla recuperata da Marton, che serve benissimo, ma Moretto che sbaglia da sotto purtroppo. Forse un po' troppo sotto canestro, ma peccato perché è stata un'azione fatta molto bene da Serena Marton. Ha recuperato il pallone e poi ha fatto uno splendido passaggio. Invece dall'altra parte Garda, ancora Marchioni a rimbalzo, che poi parte in palleggio. Moretto con la palla. Riapre per Marchioni, per Moretto che non guarda il canestro, poi attacca Tommasini, perde la palla, Ferri a recuperarla, poi la recupera Maschietto, Moretto, mettiamo un po' di ordine, sì. Beh, direi di sì, dobbiamo calmarci e riniziare a giocare a basket, qua c'è un casino alla Madonna. Ma ci pensa Giulia Tronchin. Tronchin dal suo ufficio sempre, ne mette due, sì. 32-31. È il listello di Tronchin quello lì, c'è la X sopra e da lì Giulia non sbaglia. Tommasini con la palla, cerca di anticipare Maschietto e poi Ferri veramente che va a giocare dentro l'area, spalle a canestro contro Maschietto e va a segnare anche questa volta. Tanta roba qui Ferri, davvero brava, davvero brava. È riuscita anche a dare lo spin alla palla tale che la palla salisse dopo aver toccato il tabellone, veramente un colpo di classe. Colombi sulla sedia del cambio. Attenzione. Ritardo Tronchin sul close out e fallo su Bertoldo. Quindi entra Sara Colombi in questo secondo tempo da un cambio a Marta Maschietto. Esce anche Ferri ed entra Bendazzoli con il numero 10. Bertoldo però dalla media la mette, bravissima, esce con i piedi già a posto, si alza. Allora attenzione perché Garda scava, qui siamo a 5 punti di distacco. Sì. Piccolo divario, ma subito bell'assist di Marton per Francesca Marchioni. Allora posso dire una cosa, Serena Marton gli anni scorsi non era conosciuta per la sua capacità di passare la palla usando un eufemismo, anzi molto spesso purtroppo faceva dei passaggi imprecisi. Ha migliorato tantissimo anche da questo punto di vista, sta facendo veramente vedere degli ottimi passaggi. Tanto 0 su 2 liberi purtroppo per Conegliano, ma ancora una volta si lotta sulla palla vagante. Sì, purtroppo Conegliano non riesce a segnare ormai da un po'. Sì. E questo sta creando questa situazione in cui Garda si ritrova a più 5 pur non avendo espresso un gioco particolarmente più brillante di quello di Conegliano. Conegliano invece si è trovata molto spesso però a gestire situazioni piuttosto confuse. Probabilmente bisogna contare fino a 3, respirare un attimo e riprendere a fare basket, niente di più. La palla è nera? La palla è nera. È nera. Se qualcuno va a rimettere è nera. Sta già contando, riusciamo a metterla in campo. Non ribalta Marton, va a fare un consegnato. Pick and roll, Cazziola appena entrata, freddo, va a prendersi un tiro che forse non ci stava. No, non ci stava, ha tirato comunque disturbata dall'avversaria. E... buona difesa di Tronchin, però un tiro di Bernabei, poi sul rimbalzo
ancora non facciamo tagliare fuori. Ci stanno graziando le nostre avversarie. La palla è ancora buona. Parte Marton. Mamma mia. In qualche modo tiene viva la palla Colombi. Calma, calma. Marchioni dai 3 punti, affretta ancora, poi va a rimbalzo e in qualche modo si guadagna ancora il possesso della palla. Qui non lo so, la vedevo un po' più rossa la palla, ma l'arbitro era sicuramente posizionato meglio di noi. Però ragazzi, ci vuole calma. Io sono molto contento perché questa foga è sicuramente sintomo del fatto che non si vuole mollare. Però dobbiamo far girare un po' più la palla, correre veloci. Un po' più di lucidità in attacco sicuramente. Tramontina adesso. Scarica per Colombi dai 3 punti. Sbaglia Colombi, si lotta a rimbalzo, Cazziola. No, è fuori. Sarà possesso per Garda. Dobbiamo riuscire a sbloccarci un po' in attacco perché è veramente tanto che non facciamo canestro. Ah sì, incredibile il basket, veramente una partita punto a punto nei primi 2 quarti e invece qui pochissimi canestri in questo terzo quarto. Allora devo dire ottima difesa soprattutto di Colombi sulla palla al limite del fallo sicuramente, però molto aggressiva. Ma dobbiamo fare questa difesa. Questa palla persa, brava. Adesso Tramontin per Marton che va sempre lei a metterci un po' una pezza, no? A guadagnare un fallo, prende 2 tiri liberi, una situazione in cui non si segna, è la cosa da fare, come insegnano gli allenatori, ma intanto dobbiamo sempre ricordare ai nostri spettatori il contest per l'MVP, per la miglior giocatrice della partita, giusto? Assolutamente, il numerosissimo pubblico che oggi ci sta seguendo su YouTube è invitato a messaggiarci, darci suggerimenti su chi indicare come MVP della partita. Intanto Marton mette almeno un punticino, 36-32. Anche i tiri liberi sono importantissimi e ultimamente ci hanno creato qualche problema, bisogna dire. Tanto si lotta ancora sul pallone, possesso dovrebbe essere nero. No, dovrebbe essere nero, sì. No, è rosso. Non riusciamo a vedere la freccia da qui. Il possesso comunque è per Garda. È rosso. Ora la freccia in questo momento viene girata verso Conegliano. E Guastalli a guadagnarsi un fallo. Secondo per Conegliano. Era andata via molto bene incrociando sul lato destro. Sì, e qui Cazziola ha voluto far sentire il contatto per fermare l'azione. Aveva trovato un bell'angolo la giocatrice di Garda. Bernabei, buona difesa di Marton. Dopo aver colpito la palla col piede non si riazzera il cronometro. Sì. Teoricamente andrebbe azzerato a 14. E con questo strano tiro Bernabei da 3 punti sbaglia e subito Cazziola dall'altra parte che gioca per Colombi che non guarda canestro, lo guarda Tramontin che sbaglia. Brava Colombi a rimbalzo in attacco e a segnare Sara. Brava Sara. Fondamentale questo canestro. Assolutamente fondamentale. Ci voleva, bisogna crederci perché però non dobbiamo mollare al canestro. Longhi completamente libero da 3, sbaglia fortunatamente per noi. E fortunatamente facciamo un gran bel taglia fuori con Giulia Tronchin che permette a Marton di prendere la palla. Marton non la gioca su Maya Tramontin. Tronchin attacca, va fino in fondo, scarica bene su Maya non se la sente di tirare da 3 ma fa il tiro, prende una stoppata, la palla è ancora nera. Sì, con solo 4 secondi per terminare l'azione. Ha preso un ottimo 1 contro 1 Maya, ma dico non deve assolutamente rinunciare a tirare quando è libera, anche se ha sbagliato già qualche tiro da 3 punti. Questo è fondamentale.
E adesso è Colombi dai 3 punti. Mamma mia, peccato Sara. Proprio corto di poco, era un buon tiro. Gran bel Peccato tiro. veramente. Ferri con la palla per Bendazzoli che sbaglia, ma non facciamo taglia fuori. Ci si aspettava che questa palla toccasse in qualche maniera il ferro, invece è stato un airball che si è rivelato però vantaggioso per Garda, che ha ancora la possibilità di manovrare in attacco. Mancano 13 secondi alla fine dell'azione, quindi sono comunque tanti e si libera per un tiro da 3 che esce. Guastalli sbaglia. Colombi può attaccare. Brava Sara, ragionare. Sara Cazzeola, Maia. Ancora possiamo ribaltare, molto bene. Ribaltiamo ancora, ho consegnato, no. Blocchiamo un po' il gioco, potevamo continuare a muovere la palla, a sfruttare dei vantaggi, ma adesso è Martone ad attaccare il ferro con la consueta voglia, poi con la altrettanto voglia va a stroncare Guastalli. Sì, stroncare è il verbo corretto, lo praticamente... Io da calciatore mi insegnavano o passa la palla o passa l'avversario, e Marton è riuscito a non far passare nessuna delle due. Esatto. Ha bloccato sia la palla che l'avversario. E non si molla niente qui con Garda più 2 con un tiro da 3 che entra e ci ricaccia a meno 5, anzi era un tiro da 2. Da 2 ribaltiamo il lato, Cazzola per Colombi, per Marchioni. Moretto, dobbiamo però anche attaccare il canestro, lo fa Moretto, lo fa bene su Ferri, sbaglia. Rientra Maddalena. Qui abbiamo Bernabei con la palla, servita a Ferri che sappiamo fortissima, spalla a canestro. Ben chiusa però da Colombi invece. Sì, è fallo qui della numero 10 che... Cazzola a subire fallo. Time out per coach Moretto. E time out anche per noi, Fabri. Facciamo passare anche i nostri sponsor che appunto ci sostengono, ci danno la possibilità di fare la nostra attività. E con un organetto in via di prepotenza andiamo a riprendere la linea qui al Pala BFC, dove c'è Garda avanti di 5 punti in questo terzo quarto di una partita tiratissima che si è giocata punto a punto fino alla fine della prima metà. Poi Garda è riuscita a trovare un vantaggio che sta mantenendo nonostante BFC stia tentando di tornare. Quali sono le chiavi per questa fine del terzo quarto, Fabrizio? Ma come dicevi tu prima, un po' più di lucidità in attacco nell'attaccare la difesa schierata. Ecco un po' di lucidità da parte di Sara Cazzola, che prende un tiro non banale, Non era per niente semplice, l'ha preso con grande decisione, che sappiamo che è il 50% di un tiro segnato, la sicurezza con cui lo si tira. E poi dobbiamo forse continuare a difendere aggressivamente e continuare a forzare un po' i ritmi, a cercare di giocare in contropiede, a cercare di giocare la transizione, non lasciare il tempo di respirare alle nostre avversarie. Comunque io ho visto un'avversaria pensare di portare via la palla al nostro capitano Marchioni. Ma infatti credo che sia stato questo il fischio. Esattamente. È stata l'intenzione, è stata fischiata. Cazziola. C'è stato uno sguardo laser pietrificante che ha avuto effetto e l'arbitro ha fischiato. Hanno preferito fermare il gioco piuttosto che degenerasse la situazione. E Cazziola con 4 punti fondamentali porta Pomigliano a -1. Sara ha tirato fuori la Cazziola laser di Spalmen e ci ha portato a -1. Bernabei con la palla, Tomasini si
cerca Bendazzoli, spalle a canestro, no, ben marcata da Colombi. E adesso sarà Bernabei contro Malbascia, cambio difensivo, Caziola su di lei, scade il tempo, sbagliano il tiro, Moretto con la palla, Marchioni con la palla, Malbascia con la palla, Caziola ancora, Malbascia spalle a canestro, riapre per Moretto e ancora Malbascia per Caziola, consegnato che non c'è, Malbascia dalla media, Malbascia indovina un canestro dalla media di pura voglia, di pura esperienza. E poi Marchioni, con ancora più esperienza, guadagna lo sfondamento. Molto bene, molto bene. Oltre a questa prodezza di Marchioni che ha saputo usare la sua grandissima esperienza, mi è piaciuto molto il gioco a due che c'è stato prima. È questo quello che deve fare BFC, non giocare statico ma far girare la palla velocemente, e quando lo fa riesce a capitalizzare questo gioco, quindi non dobbiamo mollare. Sì, diciamo che adesso le grandi anagraficamente della squadra hanno un po' preso in mano la situazione. 8 secondi alla fine, 6. Colombi un po' lungo, si lotta a rimbalzo, bene comunque, non si lascia all'ultimo tiro alle avversarie. 40-39 alla fine della terza frazione, se non altro il pronostico è stato mantenuto, la partita è molto equilibrata. Sì, un ritorno di BFC che quando ha capito che poteva giocare a basket lo ha fatto, e ha recuperato proprio quando ha messo in campo un po' di movimento, ha abbandonato una certa staticità, una certa confusione che avevano caratterizzato la prima parte di questa frazione. Nel frattempo siamo anche molto contenti perché anche nella chat di YouTube è stata abbandonata la staticità e iniziano ad arrivare i primi voti per l'MVP della giornata. Continuate a scrivere. Per adesso sembra un plebiscito a favore di non lo sveliamo per ora. No, non vogliamo con i nostri exit poll condizionare esattamente questo voto. Quindi continuate a votare. Salutiamo anche i fotografi che ci fanno sempre compagnia qui al Pala BFC. Tra l'altro spendiamo due parole perché se seguite i canali social della squadra troverete delle splendide foto realizzate ogni domenica, sono veramente delle foto interessanti, riescono a catturare dei momenti di gioco. Mi piace molto la passione che i nostri fotografi mettono nel loro lavoro, e guardate i risultati proprio sui nostri canali Facebook e Instagram. E mandiamo per qualche secondo anche i nostri sponsor. Ci rivediamo. E siamo qui all'inizio del quarto di una partita tiratissima. BFC 40, Garda 39, inizia l'ultimo quarto. Sì, inizia l'ultimo e decisivo quarto di questa partita molto bella, sinceramente. Conegliano è riuscita a ricucire lo svantaggio che aveva accumulato nella terza frazione e adesso si gioca praticamente tutto in questi ultimi 10 minuti. Purtroppo Caziola non riesce a controllare il buon passaggio di uscita di Marchioni e quindi il possesso sarà per Garda sul 39-40 appunto per le ragazze di coach Moretto. Abbiamo Guastalli e invece legge bene lo scarico Caziola che è decisiva in questi momenti di gioco. Ancora lei a tirare, sbaglia da sotto, lotta a rimbalzo, peccato, si lotta ancora lì. Viene fischiato fallo, Serena Marton. Marton prova a mettere le mani sulla palla, l'arbitro Zanelli vede un intervento non legale da parte sua. Sì. Secondo fallo per Serena. Sì, ma ribadiamo, questa cattiveria la vogliamo vedere. Decisamente, la vogliamo sempre.
Brava Serena, vedete come va a anticipare benissimo Bertoldo. Adesso Colombi su Tomasini, bravissima Tomasini a partire mano sinistra, però Colombi chiude abbastanza bene, poi Ferri lungo, non si lotta bene, altrettanto bene a rimbalzo, poi Marchioni invece esce, No. perde la palla, e Ferri ancora da sotto canestro. Peccato. 12 punti per lei. Sfortunatissima qui BFC. Sfortunatissima qui. Sì. Abbiamo lottato bene, costretto anche gli avversari a prendere dei cattivi tiri. E poi però abbiamo perso la palla. Adesso Malbascia riapre per Cazziola. Marcata da Bertoldo, 4 secondi alla fine. Si gira Cazziola in semigancio. A un secondo dalla fine dei 24 Sara trovando un canestro dal peso specifico fondamentale per questa partita che riporta a +1 BFC. Ancora Tommasini, ancora ben marcata da Sara K2. Bertoldo con la palla. Sì, Tommasini cliente difficilissimo. Sara sta giocando veramente molto bene in difesa. Sono assolutamente concorde con te Fabri, sta facendo la differenza. Nelle ultime azioni il BFC ha veramente chiuso in maniera molto molto efficace. Adesso proprio un cambio per Sara Colombi, rientra nella partita Marta Maschietto. Cazziola con la palla, può servire Marchioni, infatti lo fa, un contatto, perdiamo la palla, c'è un tuffo di chi? Di Marchioni, tanto per cambiare. E la freccia dice ancora Garda, peccato. Esce il capitano, rientra Maya Tramontin che pur gravata di 3 falli deve riuscire magari a mettere qualcuna delle sue bombe. Sì, certo, e anche a mantenere una certa aggressività in difesa nonostante tutto. E intanto parte, vedete come parte forte questa numero 8, Tommasini, in realtà ragazza veramente molto dotata sia fisicamente che tecnicamente, gioca mano destra, mano sinistra e probabilmente sta creando dei grossi problemi a Marta Maschietto che comunque è molto mobile anche in difesa. Saranno 2 tiri liberi per Tommasini. Sì, Tommasini sta creando veramente grandi problemi, ha fatto delle azioni notevoli, magari il suo score personale rimane comunque basso, ma è stata veramente efficace quando ha attaccato l'area. E adesso il suo tiro libero permette a Garda di impattare Conegliano, 42 pari. Assoluta parità, a 7:34 dalla fine della partita. Doppio palleggio fischiato a Serena Martoni. Sì, l'avevamo temuto questo fischio. Abbiamo scaramanticamente aspettato qualche secondo, ma è arrivato. Ho sperato che Giusto. Marcello Reato non se ne accorgesse. Ma era impossibile. Improbabile. E adesso ancora Tommasini ad attaccare Maschietto. Lì sicuramente c'è un vantaggio. Vedete che lei lo sfrutta. Forse la chiave della partita è proprio metterle addosso Colombi, che invece coach secondo me qui devi correre i ripari. Mamma mia, qui Sara rischia rifrazione di passi, ma riesce a fare un buono scarico per Sara Malbasa. La palla di Tramontin, se la tiene. Brava, riesce a salvare la palla. 5 3 secondi, Cazziola! Sì! Grande Sara! Canestro importantissimo che riporta a 44 pari. L'ha tirato fuori veramente dalla spazzatura, perché la situazione non si era messa bene. No. Mamma mia. In questa partita Sara. Ancora Tommasini. E poi invece dai che prendiamo la palla, dai che prendiamo il rimpalzo. Brava Malvi. Con la palla. Ancora per Cazziola. Cazziola sfrutta il blocco di Maschietto. Tramontin non guarda il canestro, adesso lo guarda. Attacca in qualche modo e in qualche modo segna. Maya Tramontin può andare via quando vuole, a chi vuole. Deve solo realizzare questo concetto qui. Per il 46-44, a 6:13 alla fine. Time out per coach Dalla Bernardina e time out anche per noi qui al Pala BFC.
Riprendiamo la linea qui al Palla BFC, al quarto quarto di una partita incredibilmente equilibrata che ora BFC sta dominando con un +2, 46 su una Garda veramente maidoma che sta a 44, ed è Garda che manovra la transizione offensiva. È buona la difesa di Conegliano. Bertoldo con la palla però, attenzione al suo palleggio arresto e tiro, chiusa bene da Malbascia, perde la palla, la recupera Guastalli che sbaglia il tiro, Cazziola rimbalzo, vuole giocare Tramonti, mette un po' di ordine. BFC deve continuare con questa difesa che sta creando grossi problemi a Garda. Maschietto con la palla per sembra Cazziola. Una chiave importante per capire questo momento in cui Marton porta avanti la palla, scarica su Malbascia, 7 secondi Malbascia su Maschietto che attacca bene, movimento MoMA, morbidissimo, grande Marta che ci spara un MoMA così che ci porta al 48 a 44 di questa incredibile partita. Si alza l'urlo dei tifosi coneglianesi. Tomasini con la palla, marcata da Maschietto, preferisce tirare, prende, vedete, bravissima Tomasini dalla lunetta, fatto davvero bene e fa anche canestro. Malbascia chiude il palleggio, scivola, controlla la palla, Maschietto con la palla, non gioca il pick and roll con Cazziola, e Serena Marton che si prende questo tiro, lo sbaglia purtroppo. La palla è per Garda, 46-48, 4-49, finta il tiro da 3 Guastalli, poi ancora Tomasini con la palla ed è ancora Ferri sotto canestro, oscura la vallata, Sara Malbascia, 7 grande Serena Marton di Serena Marton che recupera in qualche modo la palla. Cazziola vuole giocare, Marton può anche guardare il canestro se vuole. Calma, dobbiamo giocare. Per Malbascia in post alto, Maschietto, 8 secondi, Malbascia dall'angolo, 2 punti ancora decisivi. Brava Sara. E adesso difesa forte. E Guastalli dai 3 punti, è lunga. La prendiamo noi. Taglia fuori, ma recuperiamo la palla con Maschietto che poi attacca in palleggio. Brava. Gioca bene su Tramontin che può chiamare lo schema offensivo. Scarica su Cazziola, ancora Maschietto, ancora Marton. Passaggio un po' troppo alto di Serena. Sì. Diciamo un passaggio vecchio stile. Sì, sembrava più un passaggio per Maddalena Moreto che era sul cubo del cambio, ma adesso vengono richiamate le squadre per un time out ed prendiamo un time out anche per noi. E siamo qui con la temperatura di 52 gradi all'ombra, 3:41 dalla fine di questo ultimo quarto. BFC 50, Garda 46, palla a Garda che guida l'azione d'attacco. Tomasini, marcata da Colombi, scarica benissimo per Ferri che segna ancora. Sono brava. 14 punti per lei, sta facendo Brava, veramente bravissima. male, sta sopperendo benissimo all'assenza, diciamolo e ricordiamolo, di Malgarise, giocatrice
Gardesana che non ha giocato probabilmente per dei problemi fisici. In realtà è la top scorer di questa formazione con 14 punti a partita di media, però oggi non ha giocato, quindi dall'altra parte Tomasini dai 3 punti, sbaglia, a rimbalzo Cazziola. Mamma che rischio. Malbagia, o per Malbagia, scusate. Tramontin. Per Maddalena Moretto che scarica su Sara Cazziola, che vede liberarsi molto bene Sara Malbagia, che però sbaglia, ma Maddalena per un attimo ci ha dato l'impressione di poter recuperare questo rimbalzo, invece la palla è per Garda che guida forte la transizione, è subito nell'altra metà campo. Ancora Tomasini. Adesso un pick and roll probabilmente tra Ferri e Bernabei, si cambia ma si tiene, teniamo anche Bertoldo, teniamola, l'abbiamo tenuta. Abbiamo tenuta, per fortuna la palla è uscita. Palla Maddalena che supera la metà campo, ottima la sua difesa su Bertoldo. Adesso Malbacia per Tramontin che vuole la palla, puoi attaccare, palla Maddalena per Tramontin che si arresta, Maddalena da 2, Maddalena da 2, brava Maddalena, grande Madda che segna 9 punti con grandissimo coraggio, mette 2 punti fondamentali, ma poi un ottimo backdoor giocato tra Bernabei e Tomasini. Tomasini è letale oggi, bravissima, facciamo i complimenti a questa giocatrice di Garda che ci ha fatto veramente male e ha segnato ben 11 punti. Con la possibilità di segnare il 12esimo, segna e subisce fallo infatti. Adesso un cambio, rientra Marta Maschietto in campo. Escono Cazziola e Malbacia. C'è in campo anche il capitano Francesca. Un solo tiro libero per Tomasini. Lo segna. 51-52, 1:45 alla fine. Un cambio Mamma anche per mia, coach che Dalla Bernardini. partita! Che partita oggi! Proprio Tomasini. Finale di Entra nella stagione. partita Agnese, scusate, Agnoli, Elena. Moretto con la palla. Insomma, Fabri, un finale di stagione degno di una migliore serie di Netflix. Cosa ne dici? Sicuramente è estremamente avvincente, direi. Moretto con la palla per Sara Colombi Che prende un fallo importantissimo. Fallo. Un fallo importantissimo, è il primo di Garda. Pazzesco, non ce ne eravamo accorti, il primo di Garda. E questo è un fattore piuttosto vantaggioso per Garda, che potrebbe a questo punto, qualora lo richiedesse il gioco, fare fallo sistematico. Peccato, aveva segnato Francesca, ma l'arbitro Zanelli aveva visto un fallo prima del tiro, un contatto prima del tiro su di lei, e quindi sarà solamente una rimessa laterale. Il canestro non è valido, probabilmente è così, se c'era un contatto era sicuramente prima del tiro. Tramontin a gestire la rimessa per Francesca Marchioni, per Maschietto. Moretto con la palla, gioca pick and roll, poi Tramontin attacca l'area, subisce un contatto non falloso e adesso è Bernabei che va ad arrestarsi, a incrociare, però ci va bene qui, ci va bene qui. Dei passi. I passi ci stavano, però poteva starci anche un fallo in difesa, quindi difesa, sì, è una situazione. Facciamoci vedere per la rimessa. Intanto Marton sulla sedia del cambio per Conegliano, sempre 52-51 BFC. Maschietto per Colombi, per Marchioni, per Colombi che non guarda il canestro, si gira in qualche modo e poi Marchioni da sotto segna in qualche modo, prende il rimbalzo un canestro importantissimo, canestro che incredibile, ci ha fatto veramente tremare. Più 3 per Conegliano, 34 secondi alla fine. Adesso vogliono giocare ancora su Ferri, spalle a canestro contro Marchioni. Bisogna dire che abbiamo anche un fallo da spendere da 3 punti. Sbagliano, non facciamo taglia fuori. No. Io spenderei un fallo qui, sì.
Forse e viene speso. l'abbiamo speso. Fallo Tanto Martone. nel numero 15 Maia Tramontin che va al quarto fallo, ma fallo assolutamente intelligentemente speso. Adesso sono 2 i tiri liberi a favore di Garda, che potrebbe così tornare a +1, a -1, scusate. No, non sono tiri liberi, giusto? Questo è il quarto fallo, mi sembra. Sì, esattamente. Avevamo Quindi un fallo da spendere, sì, appunto. bene. E quindi c'è time out per coach Dalla Bernardina. Rimaniamo comunque in diretta o lanciamo gli sponsor? Restiamo in diretta. Sì, restiamo in diretta. Rinnoviamo intanto l'invito a votare per il contest dell'MVP di questa Sì, partita. infatti noi ringraziamo tantissimo, sono arrivati tantissimi voti, sappiate che comunque alla fine decidiamo noi sull'onda emozionale e quindi No, dai, non ce ne abbiamo volete. sempre tenuto Sì, conto dei abbiamo voti. sempre tenuto conto dei voti, abbiamo un pallottoliere qui di dimensioni notevoli che utilizziamo per raccogliere le informazioni che, ricordiamo, non arrivano solo da YouTube, ma vi arrivano anche da Facebook, da WhatsApp, quindi chi ci segue in diretta, qualora non vedesse la propria Beniamina diventare MVP, non se la deve prendere. Abbiamo numerose fonti di voto. Va bene, l'organetto NBA ha suonato per noi, intanto stiamo un po' in difficoltà, Fabio, a raccogliere tutti i voti. Un altro minuto, stanno arrivando moltissimi voti per... A questo punto potremmo anche, scusa se ti interrompo, Sì, sì, lanciamo gli sponsor. Potremmo anche mandare gli sponsor intanto. Esatto. Prendiamo ora la linea con 19 secondi da giocare in apnea. Guastalli marcata da Marton che fallosamente stava scivolando bene. Era un ottimo intervento, però il fallo ci sta. Fischiare fallo ci stava tutta, poteva essere palla, ma sai, quelle situazioni lì quando rischi così l'arbitro può fischiare. Quindi 2 tiri, perché c'è il bonus, siamo a 9 secondi dalla fine. Ecco, quello che dobbiamo fare adesso assolutamente bene è il tagliafuori sul secondo tiro libero. Segna il primo, freddissima Guastalli. Sono 7 i suoi punti fino ad ora, va per l'8º. Fondamentale ora il tagliafuori, ragazze, fondamentale. 52-54, 9 secondi e mezzo dalla fine. Sbaglia il tiro libero, si lotta a rimbalzo, Marta Maschietto. Fallo di Ferri. In questo caso il fatto di non aver esaurito il bonus alla fine si ritorce contro Agarda, perché effettivamente la palla rimane di BFC. E adesso un cambio, rimette in campo Cazziola per gestire questa rimessa e cambia Colombi, coach Moretto. È una partita a scacchi ovviamente a questo punto. Mamma mia. Cazziola che poteva attaccare, un altro fallo, ovviamente le avversarie devono a questo punto cercare di recuperare la palla oppure fermare subito il tempo, quindi il cosiddetto fallo sistematico. Fallo sistematico, sono 4 ora i falli, quindi al prossimo ci sarà bonus. Cosa dice Reato? Sta dando delle indicazioni al suo compagno, credo. Non lo so, potrebbe anche... in regia. Sì. Cazziola con la palla. Possiamo anche restare in questa metà campo, ma non c'era bisogno, va bene. Un secondo. BFC vince contro Garda.
BFC Una partita incredibile, amici. in testa alla classifica, sicuramente a pari merito con Bolzano. Fabri, MVP della serata. Allora, abbiamo contato i voti durante l'ultima pausa e ci sono stati molti voti per Francesca Marchioni, ci sono stati molti voti anche per Maddalena Moretto, Per Serena Marton anche. per Serena Marton, scusami, Anche però, per Maddalena. e anche per Maddalena. Però questa sera ha ricevuto veramente tanti voti Sara Cazziola e noi ci sentiamo di confermare il voto da casa. Assolutamente. Ha segnato davvero dei canestri decisivi e ha fatto e nel momento decisivo veramente ha preso in mano la squadra e quindi ci sembra giusto premiarla. Una squadra ottimamente guidata dal capitano Francesca Marchioni, che anche se ha avuto una serata storta al tiro ha veramente ruggito come un leone, e le nostre ragazze del BFC si sono portate a casa una partita importantissima. Importantissima. Vado a recuperare Fabri, la MVP. Siamo qui con Sara Cazziola, MVP di questa partita. Sara, una partita davvero bella, una partita davvero avvincente fino alla fine, è una partita decisiva, una vittoria dopo la brutta sconfitta di Mirano che invece ci dà, diciamo, molto coraggio e ci fa ben sperare per il futuro. Sì, diciamo che era importante vincerla più che altro per il piazzamento nei playoff, perché perderla significava rischiare di scendere parecchio. Quindi noi non abbiamo ancora perso le speranze che magari Bolzano faccia un passo falso. Esatto, al di là del fatto che il discorso per la prima posizione non è ancora chiuso, ovviamente non auguriamo di perdere alle amiche di Bolzano, però tutto può succedere. Però giustamente, come dicevi tu, questa era poi una partita decisiva in chiave piazzamento e griglia playoff. L'abbiamo vinta secondo me di carattere, di voglia, ma anche credo quando in un momento davvero delicato tu e le tue compagne, ma che ti hanno ben seguito, avete saputo prendere in mano la partita, mettere un po' di lucidità in campo e prendere anche dei tiri con molto coraggio, con molta determinazione. E per questo MVP che ti diamo. Cosa ci puoi dire adesso per le prossime partite e per il futuro di questo campionato? Adesso noi vediamo come va a finire, ovviamente sempre sperando di piazzarci al primo posto, ma se non dovesse essere ci giochiamo ai playoff, che secondo me sono la cosa più bella che esista nel possa basket. Succedere, quello che volevo dirti. Quindi, il momento più bello credo che per un giocatore di basket sia giocare nelle serie playoff, e
mi sembra che comunque questa sera abbiamo dimostrato di avere già probabilmente la testa giusta per giocare partite di questo tipo, no? Sì, noi dobbiamo crescere tanto sulla concentrazione, sulla lucidità più che altro, però la voglia, la testa al momento c'è tutta. Benissimo, ringraziamo ancora Sara Grazie. Cazziola e le facciamo i complimenti per questo MVP e alle prossime partite qui su Tele BFC. Grazie Sara, se vuoi ridare Sì, il le micro... cuffie. Aspetta, la foto, ovviamente. Molto bene. Grazie. Ritorna, grazie Sara, ritorna in console anche Federico con noi. E quindi BFC arriva a 32 punti. Ovviamente dobbiamo vedere domani Bolzano contro Alpo cosa farà. È probabile che Bolzano non si lascerà sfugire la possibilità di mantenere sicuramente vinceranno, la testa sicuramente della classifica, vinceranno. e quindi resteremo seconde a pari merito, ma secondi. Poi andremo a giocare la prossima partita appunto a Villafranca contro Alpo, partita tra l'altro molto probabilmente anticipata a sabato 29, doveva essere domenica 30, e poi vedremo poi la classifica cosa ci riserverà, se una promozione diretta oppure se, come giustamente diceva Sara, il momento più bello per una giocatrice, per un giocatore, cioè i playoff. Bene, e infatti se avete visto i playoff NBA sappiate che i playoff di questa serie ci sono molto più entusiasmanti, quindi vi aspettiamo qualora succeda questo fatto, quindi qualora Conegliano finisca per fare i playoff su questi schermi, in questo palazzetto dove vi invitiamo a venire perché l'atmosfera è sempre bellissima, c'è sempre una grande festa, un ottimo bar, un ottimo assieme di persone che hanno voglia di stare bene insieme, quindi un posto dove passare un bel weekend. Ringraziando ancora il nostro regista Andrea Grava, aiutato anche dalla sorella Lisa Grava, Fabrizio Torazza e Federico Cais vi salutano, alla prossima.